Una notizia bomba è arrivata alle orecchie dei tifosi del Napoli questa sera, e preparatevi. Perché quello che stiamo per rivelare farà emozionare tutti coloro che amano il nostro club. Come sempre, siamo qui per portarvi gli aggiornamenti più scottanti e rilevanti sul Napoli. Per tenervi aggiornati su tutto ciò che accade dietro le quinte. Prima di tuffarci in queste fantastiche informazioni, cogliete l'occasione per lasciare il vostro like e iscrivervi al canale. In questo modo, sarete sicuri di non perdere nessuna notizia sulla nostra squadra. Ora passiamo agli affari. Qualcosa di enorme si sta articolando nei corridoi del Napoli. Una mossa impressionante che promette di trasformare il futuro del club e di accendere ancora di più la passione dei nostri tifosi. Cosa c'è in serbo? Restate con noi, perché questo è solo l'inizio di una vera e propria svolta. Uno degli argomenti che più ha acceso il dibattito nelle ultime ore è stata la prestazione di Nico Paz, giovane talento del Como, che ha impressionato durante la partita contro il Napoli. Il giocatore argentino ha mostrato qualità straordinarie in campo, attirando l'attenzione di molti tifosi che hanno subito iniziato a suggerire il suo ingaggio per la squadra partenopea. L'abilità tecnica di Paz e la sua capacità di controllare il gioco lo hanno reso un nome molto chiacchierato sui social media, con i tifosi del Napoli che hanno sottolineato che potrebbe essere un'aggiunta importante alla squadra e portare ancora più energia allo stadio Diego Armando Maradona. Tuttavia, non tutti sono convinti. Il giornalista Umberto Chiariello, in un'intervista rilasciata a Radio CRC, partner del Napoli, ha ribadito che Nico Paz non giocherà mai nel Napoli. Secondo Chiariello, il giovane è ancora lontano dall'essere abbastanza grande per brillare in un club del calibro del Napoli e suggerisce che rimanga a Como per continuare la sua crescita. Una dichiarazione che ha diviso l'opinione pubblica e che ha scatenato un acceso dibattito. Molti tifosi non sono d'accordo e ritengono che Paz abbia già il talento necessario per vestire la maglia del Napoli e fare la differenza. E ora, tifosi, vogliamo sapere cosa ne pensate. Pensate che Nico Paz sarebbe un buon acquisto per il Napoli? Ha le caratteristiche necessarie per giocare ad alto livello con gli azzurri? Oppure siete d'accordo con Chiariello, che ritiene che non sia ancora il momento giusto per lui? Lasciate un commento e discutiamo insieme del futuro di questo giovane talento nel calcio europeo.